Esposito Montebelluna. Alla 3 Giovanni Amadei Vissauro. In corsia numero 4, pluricampione giovanile dello stile libero e della farfalla, già nazionale giovanile, finalista agli assoluti, Mattia Zuin, notto di nuoto. Corsia 5 parte Riccardo Caldieraro, Idros. Alla 6 Nicola Zanin, Idros. E allora ci siamo con questa finale diretta, assoluti maschi dei 200 farfalla. Chiaro favorito è Mattia Zuin, che in questa gara ha vinto più volte i titoli giovanili e di categoria. Ha nuotato questa stagione il suo migliore 2:2:71 a Verona il 17 di dicembre. Zuin che però ha un primato personale del 2015 nuotato ai Criteria 1:56:82 che rappresenta la prestazione 33 all time in Italia. Zuin, classe 1996, impegnato ora nella farfalla, lo ritroveremo anche in chiusura nella gara dei 200 stile libero, portacolori, come detto, del notto di nuoto 74, e dunque il passaggio a metà gara 58:68 su Amadei 60:55, Caldieraro 1:1:76. Per Mattia Zuin anche ottimi risultati in campo assoluto, finalista nello stile libero sulla distanza dei 200, 31:32 i suoi terzi 50, sempre Amadei secondo e Caldieraro stabile in terza posizione con Zanin che occupa la quarta. Mattia Zuin, un obiettivo potrebbe essere quello di andare a ottenere il suo stagionale, è 2:2:71 a Verona il 17 di dicembre. Ultime bracciate, Mattia Zuin si aggiudica questa finale 2:00:03, dunque arriva il primato quantomeno di questa stagione per Zuin, che va alla medaglia d'oro. Giovanni Amadei 2:08:39 e poi lo sprint per la terza posizione vinto da Caldieraro 2:12:72. Attendiamo naturalmente l'arrivo di tutti gli atleti per poi ufficializzare i risultati. Conferma che arriva, dunque tempi e classifiche confermate.